Primavera, la campagna è in fiore, anche noi di Verde a Nord-Est siamo in fiore perché abbiamo tante cose da farvi vedere. Dunque, linea alla regia per la sigla e Verde a Nord-Est può iniziare. Erano presenti quasi tutti i sindaci dell'area di produzione dell'asparago IGP di Badoer, l'azienda agricola di Carlo Benozzi, in occasione della prima edizione della Sgubiada dei sindaci. Andiamo a sentire che cosa ci hanno detto. Tutti i prodotti della terra per i nostri territori sono importanti, in particolare questo perché è un prodotto che troviamo sì anche in altri luoghi dell'Europa, ma il nostro ha delle qualità organolettiche e delle particolarità molto speciali. Li abbiamo in due versioni, come vedete, il verde e il bianco. L'asparago e lo stesso hanno due lavorazioni diverse e quindi due costi di produzione molto diversi. La produttività, anche quella è diversa, nonostante lo stesso prodotto. Perché sono così? Perché i nostri operatori agricoli, quindi i famosi contadini, li chiamavamo fino a un tempo, con la loro sapienza sono riusciti a selezionare la stessa varietà in due colori diversi. Uno viene fatto sotto il tumulo della terra e quindi coperto, l'altro invece in pieno campo. Lascio a voi consumatori fare la differenza. Per Tre Baseleghe è una partecipazione che conferma l'evoluzione di un territorio a vocazione agricola da secoli, che però è diventata una produzione d'eccellenza, specialistica, e l'asparago è uno dei prodotti d'eccellenza che vengono prodotti anche a Tre Baseleghe. Sicuramente un privilegio, abbiamo da poco anche noi inaugurato la nostra mostra dell'asparago, è sicuramente uno dei prodotti più amati sia a livello territoriale che a livello nazionale, insomma sappiamo che anche gli chef apprezzano molto, quindi per noi è sicuramente un onore, bellissima l'iniziativa e bellissima anche l'idea di portarla avanti e di promuoverla anche in altri territori e così via, da poter conoscere sempre più prodotti e sempre più territori, insomma nelle nostre vicinanze. Parte di un'economia, siamo all'interno anche del consorzio del radicchio, per cui comunque è un territorio che si caratterizza come tutti gli altri dell'asparago di Morgano per vorrei parlare di terroir, quando si parla di terroir solo per i vini. Qui parliamo di un terreno semplice, a base sabbiosa, terreno alluvionale del fiume Sile che nei secoli ha formato questo tipo di territorio, per cui dà questa peculiarità e questo gusto che lo distingue dagli altri asparagi del Veneto all'asparago di Morgano. È un'importantissima iniziativa questa, che ringrazio prima di tutto per l'invito, ma soprattutto per vedere tutti questi comuni uniti per un prodotto tale. Abbiamo veramente l'oro bianco. Grazie all'IGP, grazie a quello che tutti i produttori fanno, noi siamo orgogliosi di rappresentare i nostri comuni e quindi do solo un benvenuto a tutti quanti per questa iniziativa e ringrazio e spero che sia ripetitiva. È importantissimo, primo perché è un prodotto a chilometri zero, come si dice, che viene naturalmente dalla base, dalla terra, e riconoscendo tutta la fatica che c'è per arrivare ad averlo, ma soprattutto perché è un prodotto aperto alla natura. E dunque un ringraziamento soprattutto ai produttori, perché naturalmente sappiamo che ogni prodotto che si coltiva nel terreno è alla luce del sole, pertanto dobbiamo graziarci di quello che ci arriva, perché ogni anno può essere diverso sia come produzione sia come bontà
perché tutto dipende dall'originalità delle temperature e dell'umidità, del sole e di tutto quello che può donarci la natura. Oggi siamo a Mirano, comune del Veneziano, venerdì tradizione per il mercato contadino di Cia e noi andiamo ad incontrare il nuovo presidente regionale Giorgio Puppin. Partiamo da alcune considerazioni, è un momento molto difficile, diciamo che la congiuntura internazionale in questo momento non aiuta tra dazi e crisi geopolitiche. Per cui dobbiamo innanzitutto focalizzarci su quelli che sono i problemi immediati. In questo momento il caro carburante è un danno enorme per l'agricoltura, è un periodo peraltro tra i più critici con le semine, con l'inizio dei trattamenti. Abbiamo un problema anche sui fertilizzanti e non solo a livello di costi ma anche proprio sull'approvvigionamento, in questo momento non si riesce a trovare prodotto, quindi queste sono due priorità immediate, cose su cui dobbiamo intervenire adesso. Poi dopodiché dobbiamo comunque tenere presente quelli che sono i problemi macro dell'agricoltura che purtroppo ci portiamo dietro ormai da un po' di tempo. Innanzitutto i costi della produzione in generale che stanno diventando insostenibili, un problema grosso sulla filiera, nel senso che lo sappiamo che ormai all'agricoltore purtroppo rimane troppo poco in tasca rispetto a quello che è il lavoro che mette, un 13-17%, 13 centesimi su un euro che va a spendere il consumatore non è una retribuzione adeguata per il lavoro che mette in campo l'agricoltore, che dovrebbe effettivamente trattenere la maggior parte dell'introito del prodotto. Dopodiché appunto intervenire sugli aspetti reddituali vuol dire fare un lavoro di ampio spettro, lavorare certamente sulla filiera, cercare di coinvolgere tutti gli attori del mercato, fare un lavoro di sistema con chi trasforma, con chi distribuisce, con chi trasporta. E direi che sarà importante anche rivolgersi alla politica con voce autorevole e ferma per intervenire su alcune cose che secondo me non sarà difficile portare all'attenzione di chi ci governa in questo caso. Mi viene in mente l'aspetto della semplificazione burocratica, ci sono degli studi che ormai fanno vedere che gli agricoltori passano 100 giornate all'anno del loro tempo a far carte negli uffici per quelli che sono gli obblighi amministrativi. Non ha assolutamente senso, l'agricoltore deve stare in campo, deve stare in stalla, in cantina a lavorare, togliere tempo per fare questi lavori vuol dire anche incidere su quella che è la sua redditività. Per cui semplificare, che dal mio punto di vista vuol dire cancellare, quindi non sostituire una carta con un'altra, ma cancellare obblighi. Su questa è una priorità su cui bisogna lavorare. Una filiera importante, lei ha parlato proprio di quella degli agricoltori e qui alle nostre spalle c'è un esempio di filiera corta che consente di realizzare un reddito ai produttori ma anche ai cittadini, di trovare un prodotto fresco, sano e di risparmiare qualche soldino. Hai detto benissimo, il lavoro sulla filiera è fondamentale. Da questo punto di vista sarà proprio importante anche lavorare su quella che è la comunicazione verso i consumatori. I consumatori devono essere resi sempre più consapevoli che qui nel chilometro zero, all'interno dei mercati, presso le aziende, hanno delle garanzie, non solo in termini di qualità di prodotto, ma anche di sostenibilità, di sicurezza alimentare. Non dimentichiamoci quello che è il problema della sicurezza alimentare. Noi adesso stiamo firmando accordi di libero scambio con altri paesi che secondo me ogni tanto vengono presi sotto gamba proprio per quelli che sono gli aspetti di sicurezza. Noi lavoriamo con certi obblighi imposti proprio sulle molecole che utilizziamo, sui controlli che dobbiamo seguire e poi magari all'interno di questi accordi non esiste quel concetto di reciprocità che deve essere fondamentale invece per garantire intanto una concorrenza leale fra tutti quanti e poi per garantire ai nostri consumatori di avere dei prodotti effettivamente sani. Una realtà importante è quella della coltivazione del tabacco in Veneto. Il centro e il fulcro è nella provincia di Verona. Noi siamo l'azienda agricola di Corrado Zermiani, che è uno
dei soci della cooperativa New Tab. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti di questa visita che ha fatto l'assessore Dario Bond qui a Verona. È stata una visita aspettata da tanto tempo, perché comunque l'assessore ci aveva promesso che sarebbe venuto a visitare un'azienda di tabacco, si è reso conto di cosa vuol dire un'azienda produttrice di tabacco qui a Verona e quindi siamo molto felici di averla avuto qui presso l'azienda di Corrado Zermiani, e ha potuto vedere le varie fasi, naturalmente la prima fase iniziale che è quella del trapianto e quindi le piantine in semenzaio, e quindi siamo orgogliosi di averlo avuto qui questa mattina. Sì, abbiamo avuto, come tu sai bene, la firma del memorandum d'intesa a Napoli 2 settimane fa, seguirà un altro memorandum d'intesa a breve, pensiamo già il 5 di giugno, e presso l'azienda del nostro socio, il mister Nevio Scala, abbiamo invitato anche l'assessore Bond, quindi in questo memorandum dovrebbe esserci la firma tra Delta Fina, che è naturalmente il trasformatore principale Principe in Italia, e BAT, sempre per i prossimi 3 anni. Quindi abbiamo chiuso con questo quella filiera del tabacco integrata che per tanto tempo era stato il nostro sogno. Ci sono anche comparti importanti con grandissime professionalità, con problemi di logistica, con problemi anche fitosanitari, che hanno bisogno, che devono avere l'attenzione della Regione del Veneto, in questo caso dell'assessore all'agricoltura. Il comparto del tabacco è un comparto importante, 3.500 ettari, molti di più una volta, erano circa 12.000, però delle attività che sono importanti, gestite bene, con la presenza di multinazionali che danno anche proprio la garanzia dell'acquisto, ma io aggiungo anche con la possibilità di prevedere nuovi investimenti anche nel prossimo piano di sviluppo rurale, CSR, e quindi l'attenzione mia sarà totale. Siamo stati molto soddisfatti di questo incontro con l'assessore Bond, è stato qua in azienda, abbiamo visitato i nostri semenzai dove produciamo le piantine che sono in fase di crescita, e con i primi di maggio andremo a trapiantarle nei campi che abbiamo preparato in questi giorni. Sta iniziando la stagione 2026, quali sono gli auspici, Corrado Zermiani? Ma gli auspici sono buoni, abbiamo delle preoccupazioni sui costi delle materie prime, dei concimi, noi usiamo tantissima energia elettrica e anche gas liquido naturale per l'essiccazione del tabacco. Speriamo che nei prossimi mesi questi problemi della guerra, del blocco del canale si risolvano e che i prezzi possano tornare quelli che erano fino a 2 o 3 mesi fa. Anche il prezzo del gasolio incide tantissimo perché per le lavorazioni agromeccaniche, e quindi sì, anche per l'irrigazione usiamo una gran parte il gasolio per alimentare le motopompe per la fertirrigazione. Speriamo che torni con i prezzi che c'erano all'inizio dell'anno, insomma. Taglio del nastro per l'edizione 2026 di Macfruit, parola subito ai protagonisti. Macfruit ha l'ambizione, come ho detto, di poter rappresentare tutta la filiera, ha l'ambizione di poter dettare le linee guida di quello che è lo sviluppo futuro. Qui si studiano i trend. Noi abbiamo costituito una delle novità di quest'anno il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dall'onorevole Paolo De Castro e coordinato dal professor Bruno Mezzetti, che ha dato la possibilità di creare 100 eventi, oltre 100 eventi,
che vanno ad affrontare tutte le varie tematiche che ci sono nel nostro settore per dare aiuto alle imprese perché possano rimanere sul mercato in maniera sempre più forte. Nel 2025 il settore ortofrutticolo ha raggiunto un record di fatturato attorno ai 19 miliardi. Abbiamo esportato 6,7 miliardi, questo qui è stato un altro record, e come ho detto prima c'è da sottolineare la grande forza del nostro settore perché il 2025 è stato un anno di scarsa produzione, abbiamo prodotto meno rispetto al 2024, ma siamo stati capaci con la grande nostra competitività di esportare di più del 2024. Macfrut è una vetrina internazionale per tutto il mondo dell'ortofrutta, un evento che è cresciuto tantissimo e che rappresenta da un lato una grande opportunità ovviamente commerciale per le imprese, sia quelle dell'ortofrutta che per tutto il tessuto tecnologico che ovviamente è alle spalle, rappresenta anche un momento di approfondimento, di dibattito, di confronto su una filiera che negli ultimi anni ovviamente ha vissuto gravi difficoltà, dai cambiamenti climatici alle tensioni internazionali, ovviamente tutto il tema della gestione dell'acqua che è un tema centrale, e quindi la regione Emilia-Romagna è sicuramente uno dei protagonisti a livello nazionale e internazionale dell'ortofrutta e poi ha delle politiche specifiche. Stiamo lavorando molto per i frutteti resilienti, la produzione, la difesa delle nostre produzioni, il tema delle assicurazioni, il tema della gestione appunto della risorsa idrica anche dopo le alluvioni che hanno colpito questa regione, ma Macfrut è la nostra punta di diamante, diciamo, è la vetrina che mostra al mondo quello che siamo capaci di fare. Che ha invertito la tendenza negli ultimi anni anche grazie al sostegno importantissimo che il governo ha messo a disposizione del settore stesso. Superiamo i 3 miliardi direttamente erogati a imprese legate all'ortofrutta che le rendono più resilienti. Siamo stati in grado insieme al Sistema Italia di affrontare le questioni emergenziali, la crisi della siccità prima, le questioni legate alle alluvioni successivamente, le fitopatie, le tante criticità che stanno caratterizzando il nostro tempo, e stiamo affrontando anche la crisi geopolitica come spesso avviene da quando governiamo, con la capacità di guardare all'emergenza ma anche alla strategia. Serve per esempio sostenere il mondo agricolo e lo abbiamo fatto con interventi che riguardano il carburante agricolo, siamo tra le poche nazioni che mantiene il miliardo di sostegno a riduzione del gasolio agricolo, ma anche con il credito d'imposta nell'ultimo decreto. Tradizionale presenza quella della Repubblica Dominicana qui a Macfrut edizione 2026, andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Qui alla città di Rimini non sconvolta. Qui siamo a Rimini alla fiera, siamo qui a Macfrut 2026. Noi siamo qui in una meravigliosa isola che si chiama Repubblica Dominicana, con il fine di dimostrare che la Repubblica Dominicana è molto più che solo turismo, ha anche un grande settore agroindustriale. Questa fiera è dedicata al mango e all'avocado. Noi siamo grandi produttori di mango e siamo qui come Repubblica Dominicana per dimostrare all'Italia la qualità dei prodotti che abbiamo noi. Oltre comunque alle spiagge, a tutte le cose che può offrire la Repubblica Dominicana, abbiamo anche un settore agroindustriale molto importante, possiamo offrire tante cose, la qualità dei nostri prodotti per dimostrare al mondo chi siamo. Vogliamo far vedere al mondo che siamo un paese molto avanzato anche sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista appunto agricolo, agroindustriale. Ministro de Industria e Comercio. Estamos aquí en representación del gobierno dominicano. Ciao a tutti, siamo qui alla presentazione dello stand della Repubblica Dominicana, che non è solo un paese che produce, ma tiene anche storia nei nostri prodotti, e tutti i prodotti, ogni prodotto che oggi portiamo qui all'industria è una marca, è un valore che viene generato dal nostro paese per tutto il mondo. Abbiamo il mango, abbiamo l'avocado, abbiamo le banane e produciamo per far vedere ciò che che la Repubblica Dominicana può fare, i prodotti che può offrire. Abbiamo una storia in ogni prodotto che coltiviamo. Cada producto que nosotros cultivamos.
ya el embajador y la viceministra lo han dicho prácticamente todo, pero sí pudiéramos añadir que sí, República Dominicana... La Repubblica Dominicana si sta convertendo in un leader della regione dell'America Latina. Tutti i nostri sforzi e gli sforzi che stiamo facendo in quanto a produrre sono mirati. Attualmente la Repubblica Dominicana produce più dell'80% di quello che consuma e continuiamo a esportare. Esportiamo ad esempio il riso e molti altri prodotti. Siamo molto onorati di partecipare a questa fiera, ci sono tante persone qui che sono venuti a visitare il nostro stand e speriamo che appunto vi piaccia. En esta feria para nosotros es un alto honor y esperamos que vengan a visitarnos. Al nostro microfono Manuel José Antonio Cacho Sousa, ambasciatore del Perù, ci racconta la presenza di questo importante paese del Sud America qui a MACFRUT 2026. È una prima opportunità, prima vez che Perù... È la prima opportunità che Perù si presenta a MACFRUT con un proprio stand, quindi per questo siamo contentissimi. Abbiamo con noi 10 esportatori da diverse regioni che sono molto contenti di partecipare a MACFRUT e appunto stanno tessendo le loro relazioni con i buyers presenti. Il Perù è costituito da diverse zone climatiche, nello specifico da 3 regioni. Abbiamo la costa, che è una zona desertica ma con molta produzione agricola. C'è poi la Sierra, che è la parte più montagnosa del paese, e poi c'è la parte della foresta, ossia della selva. Il turismo è un settore molto importante in Perù. Soprattutto per l'Italia abbiamo 2 siti siti UNESCO, uno in Italia che è il Colosseo, l'altro è in Perù che è Machu Picchu. Il problema in questo caso sono solo le connessioni con il nostro paese, è molto difficile giungere in Perù via aerea di maniera diretta. In Italia abbiamo 350.000 peruviani che vivono qui stabilmente, potete infatti notarlo anche dalla quantità di ristoranti che ci sono nel paese e anche come i nostri prodotti giungano qui. Conseguimos qui, no? Sì. A MACFRUT 2026 è anche l'occasione di fare un focus sull'andamento del mercato con Maura Lattini, presidente di Coop, e con Mauro Lusetti, presidente di CONA. Stare vicino ai produttori è essenziale, perché comprendere, ascoltando anche da loro quello che altrimenti si vede solo lato clienti, che è importante, significa mettere insieme i 2 lati della medaglia, chi produce e chi acquista. Lei conosce le difficoltà che abbiamo nel campo e probabilmente in alcune regioni bisogna essere più sensibili. Coop su questo aspetto è sempre molto attento, perché abbiamo molto chiaro che le produzioni dipendono da tanti fattori, dalle capacità produttive che ci sono, dalle sfide climatiche sempre più complesse, adesso si aggiungono le sfide geopolitiche e l'inflazione per esempio sui fertilizzanti che non aiutano, quindi conoscere significa provare a cercare insieme le soluzioni che devono riguardare la produzione ma devono riguardare anche le difficoltà economiche delle famiglie. Noi abbiamo bisogno di voi, perché se vogliamo soddisfare al meglio il consumatore, un consumatore che cambia le proprie abitudini, abbiamo la necessità di avere un interlocutore nel mondo del fresco in modo particolare, che sia in grado di interloquire e di percepire quelli che sono i cambiamenti del consumatore. Per fare questo ci vogliono imprese strutturate, ci vogliono imprese in grado di interloquire con organizzazioni della distribuzione che hanno bisogni complessi dal punto di vista logistico, dal punto di vista commerciale e quindi dal punto di vista della produzione dei prodotti a marchio del distributore, quindi
credo che entrambi abbiamo bisogno di presidiare al meglio la filiera della produzione e della distribuzione per rispondere ai bisogni in costante cambiamento dei consumatori. Bentrovate cari amiche e cari amici di Nord-Est da scoprire. Questa volta percorreremo trasversalmente il Friuli Venezia Giulia, cominciando il nostro viaggio da Gorizia, città contesa da quello che fu chiamato a lungo il confine orientale. A Gorizia, prima dell'avvento dell'Europa Unita, c'era infatti la linea non immaginaria che divideva l'Europa occidentale dai paesi dell'Est. Gorizia, luogo di condivisione e contaminazione culturale e linguistica, è una città dallo stile austro-ungarico a lungo contesa, dopo la Seconda Guerra Mondiale divisa in due parti tra l'Italia e l'ex Jugoslavia, ma che oggi si presenta riunita in un'unica realtà che non risente più in modo sofferto della suddivisione territoriale che tuttora c'è tra i due paesi con termini entrambi in Europa. Per ammirare la ricchezza architettonica e l'ambiente che arricchisce il territorio dell'Esontino, in nome dal fiume che ne segna il paesaggio, saliamo sul Colle del Castello a 155 metri sul livello del mare. È sovrastato da una fortificazione costruita nell'XI secolo, alla quale si è aggiunto un secolo dopo un palazzo signorile, mentre al di fuori delle mura c'è il borgo, costituito da case e murature realizzate dagli assegnatari su ordine dei nobili, che ci ricorda anche l'antico obbligo per gli stessi, per gli abitanti, di unirsi alla difesa della fortezza in caso di attacco. Nel 1500 il complesso fu adattato dai veneziani alla difesa dalle nuove guerre, con armi da fuoco, mentre attorno al castello si può visitare un parco pubblico molto panoramico e suggestivo. Questa volta ci spostiamo sulla nuova Tucson Line, la HEV Hybrid 4WD AT, un'auto performante della casa sudcoreana che non trascura la comodità, condizione per viaggiare sicuri, nel comfort conducente dei passeggeri con interni, finiture e servizi di alto livello. Tucson è lo sport utility vehicle SUV coupé crossover compatto con età ormai ultra ventennale che la casa coreana colloca al secondo posto nella sua linea di prodotti per dimensioni e comfort, dopo la Santa Fe, che proveremo. Fu presentato nel 2004 e poi ristilizzato e sviluppato anche in funzione delle versioni elettrificate. Il modello che proviamo ricava da un motore di 1600 cm3 una potenza di 239 cavalli della versione N-Line, la linea sportiva della Hyundai. Si tratta di una full hybrid, ovvero ricarica autonomamente la batteria ausiliaria senza collegamenti con fili a colonnine varie e si raffredda costantemente la batteria anche con una presa d'aria sotto al sedile posteriore. Questa batteria serve a dare un'aggiunta ulteriore alla potenza e nel contempo a ottimizzare i consumi, non solo ma alimenta un'unità elettrica che agisce sulle ruote posteriori quando sente l'esigenza di insistere sulla tenuta di strada, trasformando di fatto la Tucson N-Line in una vettura a 4 ruote motrici. Il cambio automatico a 6 marce e vista la tendenza corsiera della Hyundai si può utilizzare anche manualmente agendo sulle palette al volante. Possibilità che evidenzia la versatilità dell'auto capace di adattarsi a molteplici condizioni d'uso di guida sportiva, su neve, sterrato, sconnesso o fango. Potente ed eclettica e sostenibile con consumo all'uso normale di poco superiore ai 6 litri per 100 km. Dotata di sistemi anticollisione di sicurezza d'avanguardia e sono di ultima generazione anche i fari di tipo Matix che illuminano con una grande efficacia dove serve e non abbagliano. Non ci resta ora che provarla sullo sterrato e poi anche sulla neve. Sulla terra ammortizza e cancella gli effetti delle buche sulle persone a bordo, senza ridurre il livello di sicurezza della tenuta di strada. È molto performante anche grazie alle ruote da 19 a gomme adeguate, eppure sulle strade bianche trasmette grande sicurezza al volante. Così ora dallo sterrato saliremo in montagna e raggiungeremo la zona opposta del Friuli Venezia Giulia al Colli Goriziani. La montagna pordenonese, o meglio la piana del complesso del Monte Cavallo, 1200 metri di altitudine, a soli 20 minuti da Pordenone. La piana del Piancavallo, anzi del Monte Cavallo, del complesso del Cavallo, è stata valorizzata a partire dagli anni 70 con uno sviluppo che ha caratterizzato prima gli impianti sciistici, poi le infrastrutture turistiche e alberghiere. Dagli anni 80 ho spieghettato gare di Coppa del Mondo di sci nelle varie discipline, con Giancarlo Prediera alla guida dell'azienda di soggiorno. Per gli appassionati del mondo dei motori, questo sviluppo, sull'onda della popolarità motoristica, ha generato il Rally internazionale del Piancavallo, nel quale è stato artefice e regista Maurizio Peresinot, che era uno dei copiloti della squadra corse lancia per il mondiale rally. Questa esperienza ha poi motivato la nascita della seconda rassegna motoristica internazionale in Italia, dopo il Motorshow di Bologna, che fu il Motorshow di Pordenone, alla fiera di Pordenone. Creò di fatto un polo motoristico del pordenonese e io ebbi il privilegio di seguirlo come detto stampa fin dalla nascita.
La realizzazione del Palghiaccio e di altri alberghi e dei complessi di alloggi realizzati per gli appassionati delle montagne di tutto nord-est ha poi completato l'appeal della località che alla fine del secolo scorso è divenuto uno dei poli sciistici alla moda, capaci di attrarre per i percorsi escursionistici, per la bellezza del paesaggio alpino, per la ricchezza e la varietà dell'ambiente un pubblico eterogeneo, da giovani alle famiglie, dagli amatori agli sportivi, non da ultimo, come attrattività, c'era la professionalità degli operatori. A presto! Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 18 del periodico 1 maggio 2026. Come vedete, le infiorescenze sono in fase di allungamento, con presenza anche delle mignole. Nelle aree più esposte e con varietà precoci, le mignole stanno anche variando il colore. Da un verde intenso si stanno portando leggermente verso il bianco, segno che siamo in una fase di avanzata pre-fioritura. Difesa fitosanitaria. In questa settimana le temperature sono state elevate e questo ha dato un impulso alla presenza di insetti. La tignola dell'olivo abbiamo visto che è in aumento di catture, come pure la popolazione di mosca. Invece la margaronia sembra essersi arrestata, ma vedrete che con la settimana prossima, quando ci saranno probabilmente ulteriori aumenti di temperatura, anche la presenza di larve di margaronia si renderanno più visibili. Cicidomia. Sono iniziati i primi voli e anche la cimice asiatica ha aumentato il numero di adulti presenti negli oliveti. Cocciniglia mezzo grano di pepe. Abbiamo le prime neanidi, circa un 10% sono già uscite. Al momento non è necessario attuare alcun intervento fitosanitario a contrasto di questi parassiti. Per la mosca, invece, chi ha intenzione di posizionare trappole a lunga durata, 180 giorni, è il momento di andarle a posizionare. Parassiti fungini, occhio di pavone. Si sta avvicinando il momento della fioritura. Chi non ha ancora effettuato l'intervento fitosanitario dopo la potatura o sta ultimando la potatura, perciò deve effettuare un intervento di disinfezione, è bene che aspetti con l'utilizzo dei prodotti ramegi. Meglio se utilizza dudina oppure il fosfonato di potassio. È il momento in cui si possono usare anche triazoli oppure strobilurine. Ricordiamoci che vicini alla fioritura sono sconsigliati interventi fitosanitari. In questa settimana abbiamo visto anche un notevole sviluppo di cotonello dell'olivo. Non è necessario attuare alcun intervento fitosanitario, però va monitorato in modo da valutare che non ci siano infestazioni in presenza di mignole. Altro parassita fungineo, limitato in alcune aree ma che dà dei problemi ai nostri oliveti, è la brusca parassitica. È un parassita fungineo che crea infezioni soprattutto nel periodo autunnale. Ora ne vediamo le conseguenze. Abbiamo dei disseccamenti che partono dalla punta della foglia, scendono e quando arrivano a metà della pagina foliare si ferma. La foglia rimane attaccata al rametto, però la pianta soffre e in effetti voi vedete che abbiamo un ramo
con limitate presenze di foglie. Presenze di tripidi e acari anche nei nostri oliveti. Abbiamo affrontato il problema nel periodico di questa settimana, creando una guida pratica per il loro riconoscimento e anche le attività possibili di contrasto. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon a risentirci alla settimana prossima. Termina qui la puntata di Verde a Nord-Est. Se volete rivederlo lo potete fare, il sito è www.verdeanordest.tv. Naturalmente il nostro canale YouTube lo potete trovare dove c'è tutto quanto, potete scriverci, la mail redazione @verdeanordest.tv. Seguiteci durante la settimana sui nostri social, aspettiamo i vostri like e noi in TV torniamo la prossima settimana, stessa rete, stessa ora. Vi aspettiamo puntuali.